In realtà, ad una analisi si è evidenziato che, molte pagine d'inchiostro fossero state scritte attorno alla questione di Trieste, che in effetti tiene sempre banco, è sempre attuale, più o meno sotto traccia o più o meno, in maniera evidente, ma, non era mai stato fatto un lavoro sistematico sulle fonti jugoslave. Questo era strano, perché le fonti jugoslave erano effettivamente disponibili almeno dalle guerre degli anni '90. Per una serie di motivi che possiamo ricondurre alla nuova agenda di problemi storiografici da risolvere negli stati indipendenti, questo non era quindi stato fatto. Avendo una buona padronanza della lingua croata e una conoscenza per lo più passiva della lingua slovena, allora io ho rintracciato questi materiali e così ho condotto il mio dottorato, che poi è stato pubblicato in Italia per il Mulino, con un'edizione croata già disponibile e una slovena in uscita. Dunque, grazie per questa domanda. Io anzitutto prendo contatto con la questione forse più disturbante, ma che credo sia sul tavolo, e cioè in termini di aperta rivendicazione territoriale, io credo che questi temi non siano spendibili. Cioè, quando sentiamo dire di solito in ambienti di estrema destra o di estrema sinistra dall'altra parte del confine che l'Istria è, o Trieste è, di solito sono memorie ancestrali o slogan politici di difficile spendibilità o che a malapena hanno un senso. Io credo che nell'oggi queste tematiche vivano nella celebrazione dei giorni più felici che possiamo ricondurre allo splendore, tra virgolette, al povero splendore forse, dello shopping jugoslavo a Trieste negli anni 60 e 70, quando c'era questo incontro facilitato dal tornaconto economico fondamentalmente, e effettivamente queste fotografie dello spiazzo antistante l'acquario di Trieste con decine di autobus con targhe jugoslavi significavano qualcosa su molti livelli. Certo rimangono anche dei ricordi più traumatici, o forse rimane l'idea che caratterizza questo territorio, oltre che nel ricordo anche nel suo modo di proporsi ad un pubblico banalmente turistico, della guerra fredda. Per quanto invece concerne i miei studenti, io noto, con una certa sorpresa personale, tra l'altro, un interesse che non immaginavo, perché si tratta comunque di una storia che ormai ha quasi 100 anni. Noto che proprio forse per via della notorietà che questi eventi hanno, però in una misura molto trasfigurata e semplificata, c'è invece in alcune persone molto giovani un piacere a tornare al vivo degli eventi e alla documentazione, cioè un riappropriarsi degli eventi per ciò che hanno effettivamente rappresentato, al di là della narrazione, del ricordo o di cose di questo tipo. Io guardo favorevolmente a questo ritorno ai materiali, a guardare questi film propagandistici o questi cinegiornali proprio come prova di maturità. Noi guardiamo queste cose che per certi versi sono offensive, o meglio sono figlie di una sensibilità che non è più la nostra, proprio per trarre un insegnamento e in qualche modo superare il trauma. Cioè noi riconvochiamo a noi una vivida rappresentazione di quegli eventi proprio per concludere il nostro processo di riflessione e andare avanti. E credo che questa formula, con incontri di storici al di là del confine e multilinguismo, sia molto favorevole e uccida a priori ogni possibilità di sfruttamento a fini polemici. Per il resto credo che si possa proseguire, anche qui abbiamo in questo torno di eventi comunque una base accademica di studi, oltre al mio lavoro e a quelli di Pireves, ci sono anche i lavori di Dunia, che si sta occupando accademicamente dello studio del cinema,
penso a progetti di ricerca innovativi come quello che è appena stato approvato al professor Borut Klabian al centro di ricerca di Capodistria, proprio sulla storia sociale ai due lati del confine durante la guerra fredda, e chiaramente è un approccio che si può declinare in molti altri ambiti, ad esempio lavorare sulla stampa, lavorare sulle vignette. Ecco, io penso che le vignette, ad esempio, che sono sempre così leggibili e così carine, possono funzionare perché il problema invece della parola scritta è un problema linguistico che si supera più facilmente con questi brevi spezzoni di documentari perché è più facile mettere i sottotitoli.